Per quanto riguarda il tema invece posto dall'emendamento dei 5 Stelle, è proprio perché io rispetto i consiglieri regionali che valuto attentamente e con grande approfondimento le varie proposte. Questa proposta mi sembra del tutto campata in aria e per questo motivo ho ritenuto che non fosse una proposta percorribile per diversi motivi. Da un lato dal punto di vista economico. Banalmente il capitolo di spesa al quale si fa riferimento è un capitolo di spesa delicatissimo per la ragioneria della Regione e quindi è un capitolo di spesa non accennabile. Per il solo traffico studenti nell'anno 2016 abbiamo avuto una spesa di più di 7 milioni e mezzo, quindi capite bene che dire 2 milioni e mezzo più, 2 milioni e mezzo meno non è corretto, perché governare significa mettere le risorse che servono nelle questioni. L'altro punto di vista è iniquo, perché se stiamo facendo delle misure per gli studenti non vedo perché differenziare gli studenti residenti in regione dagli studenti fuori sede, come per esempio gli studenti dell'università, che sono delle figure molto spesso deboli dal punto di vista economico. Mettere al centro il sostegno delle parti deboli della nostra popolazione è quanto stiamo facendo, anticipando anche delle misure contenute nell'esito della gara. Iniqua perché il pensionato ricco non ha le stesse problematiche del pensionato povero e quindi dire pensionato non vuol dire niente, dire studente non vuol dire niente, dire studente residente non vuol dire niente. Dobbiamo porre il tema del bisogno, il tema del sostegno delle fasce deboli. Populismo significa chiudere gli occhi alle differenze e dire olè, tutti sull'autobus gratis, quasi fosse un regalo che mamma Regione fa ai cittadini.